Allora, oggi la presentazione di questo libro su Katemoto De Luca. Ecco, cosa vuol dire questo libro? Cosa scrive in questo libro esattamente? È un saggio che racconta il metodo comunicativo di Cateno De Luca. Katemoto De Luca vuole descrivere la rivoluzione comunicativa che riguarda Cateno De Luca, sindaco di Messina, ma riguarda tutti i post politici che utilizzano i nuovi mezzi di comunicazione, utilizzano i social, affiancano alla comunicazione tradizionale, quella fatta dai comizi, dal porta a porta, dai media tradizionali, affiancano la comunicazione social. Cateno De Luca fa questo, lo fa nel migliore dei modi. Volevo dirvi anche che questo libro si avvale della prefazione di un vostro concittadino che è Francesco Pira, sociologo e professore all'Università di Messina, e proprio lui parla di questo nuovo modo di fare comunicazione che abbassa il livello di qualità ma rappresenta quella che è una nuova frontiera. I politici non adoperano più uffici stampa tradizionali, la pagina Facebook diventa un social ufficio stampa e cambia un po' tutto. Cateno De Luca, attraverso questo modo di comunicare, attraverso queste urla nel silenzio, lui si spoglia nudo alla provincia, alla regione per tentare di attirare i media, diventare lui stesso notizia. Lui si lancia vestito nella piscina per approfittare dei mezzi di comunicazione. Lui comunica tutto quello che fa minuto dopo minuto sulle sue pagine social e costringe i media tradizionali a prendere e attingere da lì le notizie. Comunque i risultati sono positivi da quello che si vede, è diventato deputato regionale, è diventato sindaco di Messina, insomma forse è un metodo abbastanza nuovo per comunicare. Cateno De Luca viene analizzato in questo saggio dal punto di vista della comunicazione, non è un libro pro, non è un libro contro, è un libro per spiegare come adesso i post politici comunicano. Certamente ha ottenuto grossi risultati, è in corsa per una candidatura alla presidenza della regione nel centrodestra, quindi da questo punto di vista possiamo dire che sicuramente ha ottenuto risultati positivi.